Questo fa sì che la scelta più significativa per identificarlo come artista, come espressivo di una sua personalità, è la semplificazione. Spesso Fontana ricorre a questo strumento con grande finezza, cioè non inaugurando, ma interpretando con coerenza e in modo massiccio per la quantità la tradizione della semplicità barocca, che sembra una contraddizione in termini, ma non lo è. Sia Bernini che Borromini, per esempio, hanno delle pagine di architettura di assoluta semplicità. Pensate al convento di San Carlino, per esempio, che sicuramente ha avuto un ruolo, come vedremo, in un'opera di Fontana. Così pure Bernini in molte sue opere adopera la semplicità. Pensate che probabilmente è lo stesso Bernini ad aver progettato la manica lunga del Quirinale. Quindi esiste un barocco semplificato, meglio ancora una semplicità barocca che andrebbe ricostruita in tutto il suo iter, che unifica tra loro diverse soluzioni date al gusto barocco nelle diverse nazioni europee. Ecco, questa tendenza alla semplicità frutta a Carlo Fontana il suo capolavoro, che non è la chiesa di San Marcello, come spesse volte si dice, opera piuttosto fragile, in cui si sente ancora diciamo, questa influenza non risolta dei due maestri, ma è invece il correzionale, il carcere dei minorenni che fa parte del complesso del San Michele. Fortunatamente in tempi recenti è stato restaurato, quindi oggi si può godere in tutte le sue caratteristiche. È un edificio veramente ammirevole per la semplicità e per la chiarezza dell'assunto, per la coerenza tra l'elemento strutturale e l'elemento formale, in cui ritroviamo queste bucature quadrate che Borromini aveva adoperato nel convento dei Trinitari a San Carlino, ma troviamo anche diciamo, una volontà precisa di legare la configurazione esterna delle pareti dell'edificio alla configurazione interna, che si basa su un grandissimo spazio. Penso che voi, se non l'avete visto di persona, l'avrete visto sicuramente al cinema questo luogo, perché il primo ad adoperarlo è stato Rossellini, no, è stato De Sica a Sciuscià. Ma innumerevoli volte i registi italiani sono ricorsi a questa immagine veramente affascinante, un'immagine che ha due tipi di significato. Da una parte appunto la semplicità funzionale, affrontata con estremo rigore, dall'altra invece la sua capacità simbolica, perché in fondo questo correzionario corrisponde a una svolta nel campo dell'esercizio della carità da parte della Chiesa Cattolica. Dopo aver tentato all'epoca di Bernini di trasformare in un albergo dei poveri il grande palazzo di San Giovanni, che era diventato un granaio nel frattempo, all'epoca di Innocenzo XII e poi di Clemente IX, si pensa invece di rieducare in qualche modo soprattutto i giovani che avevano commesso dei reati. E diciamo il compito di rieducare è sicuramente alla base della configurazione del carcere dei minorenni disegnato dal Fontana, perché da una parte all'interno di questo grande spazio verso cui si aprivano tutte le celle e che consentiva facilmente l'osservazione di ciò che avveniva all'interno delle celle, c'era un grande altare per diciamo, le funzioni religiose, mentre dall'altra parte c'era
il luogo delle punizioni. Quindi alle persone che guardavano questo grande spazio da ciascuna delle celle appariva questa specie di alternativa tra il bene e il male, tra la punizione e, diciamo, la partecipazione piena alla cerimonia religiosa. Quindi effettivamente bisogna riconoscere al Fontana di aver realizzato un vero e proprio capolavoro che ha una notevole importanza anche dal punto di vista tipologico sul piano europeo, perché è stata non la prima, ma una delle realizzazioni più coerenti ed espressive, prima di arrivare al famoso Panopticon di Bentham, che rappresenta una tappa in questa stessa direzione di dare al carcere un profondo significato. Ecco quindi un po' l'itinerario di questo strano personaggio, che fa cilecca sul piano che era stato quello prediletto dai suoi predecessori, perché non riesce a far emergere una personalità spiccata e non riesce nemmeno a dirigere l'orchestra, perché appena morto Fontana cosa succede a Roma? C'è un revival borrominiano, quindi quello che lui aveva tenuto un po' in disparte riemerge con forza. Specchi, che era un suo allievo, disegna il porto di Ripetta che lui aveva cominciato, dandogli delle inflessioni chiaramente mistiline di tipo borrominiano, ma poi è inutile che sia qui a raccontarvi, il Settecento romano è dominato da questo linguaggio decorativo borrominiano e dal continuo riapparire dei temi che Bernini aveva affrontato nella sua architettura. Ecco, Fontana quindi subisce un'eclissi sotto questo profilo, e però, come sempre succede, l'eclissi di oggi può essere poi la resurrezione di domani, perché in un certo senso potremmo considerare, soprattutto nell'opera del carcere, Carlo Fontana come un precursore del razionalismo che si affermerà durante il neoclassicismo. Naturalmente c'è stata un'interpretazione diversa, cioè di Fontana come restauratore del classicismo e come espressione della cultura arcadica. E in effetti Fontana è stato membro dell'Arcadia, si chiamava Olmano Falesio. Il cognome Falesio poi gli fu levato, non so per quale cosa, perché di traversie ne ha incontrate tante Carlo Fontana nella sua vita. E certamente nell'Arcadia si chiedeva che l'architettura fosse semplificata in qualche modo. Addirittura quando si parlò della facciata, scusatemi, strumenti. Non funzionano, o se funzionano disturba. Ecco, quindi Olmano Falesio sicuramente ha partecipato di questo spirito arcadico di semplificazione, di pastorelleria che richiamava anche la semplicità. Quando per esempio si bandì il concorso per la facciata di San Giovanni in Laterano, il Crescimbeni disse: ma sol bella umiltà v'abbia soggiorno, quindi richiedeva umiltà all'architettura, cosa paradossale che fa capire però qual era lo spirito. Ecco, però io non credo che l'architettura di Fontana sia un'architettura arcadica, gli manca proprio quel sostrato letterario che, diciamo, è fondamentale per esprimere questi contenuti dello spirito dell'Arcadia, mentre quello che c'è in Carlo Fontana è lo spirito professionale, la capacità di portare fino in fondo le operazioni dandogli una concretezza notevole, anche se poi la mancanza di risorse spesso ha interrotto la sua opera.
certamente molte sue opere furono accolte con disdegno, anche il carcere che noi ammiriamo oggi, quando fu inaugurato, Fontana venne accusato di aver copiato da Padre Pozzo, che effettivamente nel suo trattato di architettura presenta il disegno di un carcere che ha alla base questa grande aula di respiro ben maggiore di quella pensata dal Fontana. Evidentemente il carcere di Padre Pozzo era un carcere sognato, come un po' tutte le cose del primo Seicento, mentre quello di Fontana è un carcere concreto, realizzato, funzionante e che ancora oggi ci parla di un certo periodo storico e sa parlarcene con estrema chiarezza. Ma diciamo, in fondo di Fontana varrebbe poco la pena di parlare, almeno in una seduta come questa nostra, se non avesse dato a Roma qualcosa di straordinariamente prezioso, cioè il Palazzo di Montecitorio, che effettivamente è uno dei centri della città. Nel Palazzo di Montecitorio Fontana, cercando di violentare il Papa, perché Innocenzo XII era poco propenso a fare delle spese, realizza il sogno di Bramante. Bramante voleva fare il Palazzo di Giustizia a Via Giulia, quindi in una grande piazza. Più volte poi l'idea di concentrare i tribunali in un spazio apposito si era affacciata nella cultura romana, ma soltanto Carlo Fontana riuscirà a convincere il Papa e riuscirà a convincere non prendendolo di petto, ma accerchiandolo con una strategia veramente raffinata. Che Montecitorio sia uno dei palazzi più belli e più amati dai romani non c'è dubbio, perché ha una sua centralità e proprio per merito di Fontana ha assunto quell'aspetto di edificio pubblico che non aveva originariamente nel progetto berniniano, perché voi sapete che 3/4 dell'edificio è stato costruito da Bernini e Fontana non ha fatto che continuare nell'ordinamento la fabbrica berniniana, introducendo come novità però una cosa di straordinario impatto visivo e semantico, cioè il portale trino con sopra quella meraviglioso campanile a vela, che è una delle immagini dominanti del panorama di Roma. Io avevo da mostrarvi qui una foto, ma chi verrà domani la potrà vedere tranquillamente, una foto in cui da una parte si vede il vuoto del Pantheon, una foto ripresa in cima alla cupola del Pantheon, da una parte si vede questo buco terribile, misterioso, e dall'altra si vede il panorama della città con protagonista la vela di Carlo Fontana. Quindi di tante cose che non gli sono riuscite, questa sicuramente gli è riuscita, e gli è riuscita così bene che il più romano dei romani, il Belli, lo ricorda con entusiasmo. Fra tutti li più meglio palazzoni, Montecitorio è un pezzo signorile, tie bannerola, orologio e campanile con un grossissimo par de campanoni. 25 finestre e 3 portoni, tra 4 colonnette incise a pile, 2 cancelli di fianco, un bel cortile, fontana, scala reggia e gran saloni. Ecco, quello che dice poi il Belli non lo leggo, critica ovviamente coloro che si erano impadroniti di questo palazzo e si pavoneggiavano di stare in un edificio così importante. Ecco, naturalmente questo edificio è stato costruito in mezzo a difficoltà enormi. Per riuscire, l'idea di farne il Palazzo dei Tribunali è
assolutamente di Carlo Fontana e solo di Carlo Fontana, che ha questa intuizione, intuisce che bisogna in tempi di ristrettezze economiche usare qualcosa di già in parte costruito, quindi suggerisce di utilizzare il palazzo in parte realizzato da Bernini per i Ludovisi e poi, diciamo, opera questa strategia di partire dal minimo per arrivare al massimo. Quindi, sapendo dell'inclinazione di Innocenzo XII per i poveri, decide di proporlo come altra sede per questa congregazione dei poveri, che dopo essere stata a San Giovanni in Laterano, in cui doveva addirittura essere scomodato Bernini per adattarlo, aveva trovato posto nell'ospizio lungo il fiume, che poi lo stesso Fontana avrebbe in parte riedificato e di cui fa parte appunto il complesso del Correzionario. Quando il Papa rifiuta l'idea di trasformarlo in tribunale, Fontana per un certo periodo viene bandito dalla Corte Pontificia, cioè non può essere presente alle udienze del Papa. Poi ritorna nella stima del Pontefice e insiste, pensando a un'altra destinazione. Prima alla destinazione di magazzini, poi alla destinazione di tribunali, però facendo pagare a coloro che avrebbero goduto di questa nuova struttura una tassa che doveva beneficiare i poveri. Quindi, come vedete, analizzando psicologicamente il punto debole, il tallone d'Achille del suo interlocutore e committente, Carlo Fontana è riuscito a vincere la sua battaglia. Naturalmente si è trovato contro prima gli stessi destinatari che volevano rimanere dove stavano, poi gradualmente una serie di altre entità di potere che hanno messo in crisi la costruzione. Basta leggere la sua relazione relativa alla costruzione di Montecitorio, anzi basta leggere i titoli dei capitoli. Ve li leggo perché sono molto indicativi. Delle turbolenze e contrarietà insorte per la nuova curia, ma poi sopite. Altro capitolo. Contrarietà insorte a causa della curia e da me sofferte. Ancora. Altri rumori suscitati per causa della fontana della curia. Ancora. Delle insidie tramate contro me stesso. Ancora. Azione generosa fatta da me, dono fatto da me in beneficio dei poveri. Ecco, qui vi rendete conto perché il Pascoli dice che parlava un po' troppo di se stesso. Effettivamente un buon numero di pagine di questo libro dedicato a Montecitorio parla appunto delle vicende della costruzione e introduce però anche degli elementi molto interessanti, uno sguardo alla storia, per esempio, anche questo capzioso, perché dovrebbe servire a far capire al Papa che in questo luogo, nella Roma antica, già si esercitavano azioni analoghe, cosa poi non confermata dagli archeologi, ma comunque si tratta di un'ipotesi possibile. Ecco, questa è un po' la storia di questo palazzo. Credo che il modo migliore per concludere questa breve illustrazione dell'opera del Fontana, purtroppo priva di immagini, sia quella di raccontare un'altra delle storie, degli aneddoti che caratterizzano questo difficile rapporto con l'opinione pubblica.
A un certo punto, durante la costruzione di Montecitorio, in un convento che veniva in parte demolito per fare spazio al nuovo edificio, venne rinvenuta la colonna dedicata ad Antonino. Apro una parentesi. Molti di voi probabilmente sono ancora convinti che la colonna Antonina sia in Piazza Colonna, sul basamento davanti a Palazzo Chigi. In realtà quella è la colonna di Marco Aurelio, non è la colonna Antonina, anche se sopra c'è scritto colonna Antonina e quindi, diciamo, in questo caso l'errore è giustificato. Forse sarebbe ora che ci si decidesse a mettere. Vabbè, a dire, veramente c'è un cartello, ma è talmente piccolo che fa sparire. Ecco, questo aneddoto secondo me è molto interessante perché da una parte mette in rilievo questa nostalgia di Carlo Fontana per i bei tempi che furono. Lui per esempio pretendeva di essere diretto discendente di Domenico Fontana e voi sapete che Domenico Fontana è celebrato nella storia della città per aver innalzato l'obelisco vaticano mettendo in piedi un marchingegno complicatissimo che, come avreste potuto vedere, Carlo Fontana imita nel compiere questa operazione arrischiata dell'innalzamento e della deposizione della colonna. Ecco, dopodiché sentiamo quello che ci racconta il nostro